differenza di ore nell'incidente frontale Laura Carosella, 46 anni, di Mirano, moglie dell'ex portiere del Venezia, Vicenza e Udinese Calcio, attuale allenatore del Verona Francesco Benussi. La Commissione europea fa sul serio e avvisa la Biennale: se non si opporrà alla presenza della delegazione russa taglierà 2 milioni di euro di fondi entro 30 giorni. Nella nota lo sconosciuto taglia i cavi elettrici di un asilo nido di Marghera e del campo sportivo, disagi per i bambini, telecamera a settaccio per individuare il responsabile. Mentre stava terminando la missione nel Mediterraneo centrale, la barca a vela Safira soccorre 71 migranti a est di Lampedusa, tra i membri dell'equipaggio il medico veneziano Mimmo Risica. Ci aveva fatto sognare, riportandoci con la mente a mari lontani e acque tropicali. Un pesce luna di grandi dimensioni, comparso nei giorni scorsi, è stato ritrovato morto nel canal Fasiol a Venezia. Nel cuore di Mestre, un'icona veneziana in miniatura attende di rinascere, il campanile di San Marco che si trova in Viale Garibaldi. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano la cronaca, la tragedia di Laura Carosella, 46 anni, morta qualche ora dopo il tremendo incidente stradale nel quale era rimasta coinvolta. Era la moglie dell'ex portiere del Venezia, del Vicenza e dell'Udinese Calcio, ora attuale allenatore del Verona, Francesco Benussi. Ha lottato fino all'ultimo, ma non ce l'ha fatta. Laura Carosella, 46 anni, di Mirano, morta all'ospedale di Mestre, moglie dell'attuale allenatore dell'Hellas Verona, Francesco Benussi, e già portiere del Venezia, Vicenza e Udinese Calcio. Era anche mamma di 2 figlie di 14 e 19 anni. Si è spenta per morte cerebrale nelle ore successive al frontale con una multipla condotta da un 53enne di Portoviro, rimasto ferito ma non in pericolo di vita. L'incidente a Mirano, mentre la 46enne alla guida della sua auto bianca percorreva via Taglio Sinistro. Profondo il cordoglio della comunità. La vicinanza alla famiglia e agli amici a nome del primo cittadino di Mirano, Tiziano Baggio. È una famiglia molto conosciuta a Mirano, la mamma, il papà e lei che è nata a Mirano, vissuta a Mirano, insomma. Quindi è una persona molto conosciuta, solare, e è successo così purtroppo. Stava tornando dal lavoro, stava andando verso casa. Purtroppo ha perso il controllo del mezzo per motivi che non si conoscono. Adesso le autorità stanno ricostruendo la dinamica, ma ha cambiato direzione in modo improvviso per motivi che non conosciamo. Nei prossimi giorni sul feretro di Laura Carosella sarà disposta l'autopsia come stabilito dall'autorità giudiziaria. Assisteva i genitori malati, era un periodo di forte stress, abbiamo condiviso la vita fin da ragazzi, adorava le nostre figlie, scrive il marito Benussi in un post. Messaggi di cordoglio arrivati anche dalle società in cui è militato l'ex portiere Benussi, con in testa Venezia, Vicenza e l'attuale Hellas. Voltiamo pagina, la Commissione europea fa sul serio e avvisa la Biennale: se non si opporrà alla presenza della delegazione russa taglierà 2 milioni di euro di fondi entro 30 giorni. La Commissione europea fa sul serio riguardo la volontà di tagliare i fondi alla Biennale di Venezia, 2 milioni di euro per il triennio 2025-2028, qualora la Fondazione Veneziana confermasse la scelta di non opporsi alla presenza di una delegazione russa a Venezia e dell'apertura del padiglione ai giardini alla mostra della Biennale d'Arte, che apre al pubblico tra meno di un mese. In una missiva diretta ai vertici della Biennale, l'Agenzia esecutiva per l'istituzione e la cultura della Commissione europea, i tecnici di Bruxelles, invitano la Biennale a rispondere di violazione delle sanzioni e di chiarire la propria posizione, altrimenti i fondi saranno tagliati entro 30 giorni. L'alternativa per la Biennale sarebbe sempre la revoca all'apertura del padiglione russo, ma il presidente Pietrangelo Buttafuoco si è già espresso in tal senso, rivendicando la libertà di espressione nell'arte. Con una lettera indirizzata al presidente della Biennale di Venezia, la Commissione europea ha minacciato il congelamento dei fondi, ribadendo una linea molto decisa. Forti critiche a questa posizione dell'Unione Europea
sono arrivate anche dal vice premier Matteo Salvini e dal governatore del Veneto Alberto Stefani. Quest'ultimo ha parlato di inaccettabile ricatto. La partecipazione della Russia all'edizione 2026 a Venezia continua a provocare attrito tra le istituzioni italiane e Bruxelles, come profonde divergenze anche all'interno del governo di Giorgia Meloni. Sanzionati perché definiti propagandisti culturali russi. Così venerdì il premier ucraino Vladimir Zelensky ha firmato il decreto che in pratica mette in mora la Biennale e sanziona i curatori del padiglione della Russia. Gesto vandalico in via Rossetti a Marghera, dove si trovano l'asilo nido comunale Cappuccetto Rosso e il campo sportivo. Le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato un uomo intento a tagliare i cavi elettrici, lasciando così le due strutture al buio. Ora, sulla base della denuncia presentata, le forze dell'ordine indagheranno per risalire all'identità dello sconosciuto che ha agito durante la notte. Disagi per i bambini dell'asilo, oltre ai danni materiali, perché non è stato possibile cucinare per loro il pranzo, sostituito con un pasto freddo. Nelle ore successive sono stati ripristinati gli impianti elettrici e i servizi sono tornati alla normalità. La campagna elettorale del centro-sinistra passa per Zelarino, dove il candidato Andrea Martella ha inaugurato alla presenza dei residenti una nuova sede elettorale. Riportare le periferie al centro della città. La campagna elettorale del candidato sindaco di Venezia, Andrea Martella, fa tappa a Zelarino, dove apre una sede elettorale in via Castellana, un punto d'ascolto per i cittadini che chiedono più trasporti, di riaprire negozi, di avviare iniziative culturali. È una zona particolarmente importante che non va intesa come una periferia, è il cuore pulsante della terraferma, qui vivono tante persone, qui c'è l'occasione di ricostruire, di rinascere e soprattutto bisogna rifar partire la municipalità che non esiste più, che è stata dissolta nel corso di questi anni. Bisogna ricostruire dei trasporti che funzionano, dei negozi che siano aperti, un sistema insomma in cui sia possibile vivere. Martella fa suo un tema che alla vigilia di qualunque votazione di solito è un cavallo di battaglia delle coalizioni di centrodestra, la sicurezza. E nei prossimi giorni faremo anche un'iniziativa con l'ex capo della polizia Franco Gabrielli, che sarà qui e lo è perché è centrale nella vita e nella preoccupazione delle famiglie. Per noi non si fa con slogan, con propaganda, con annunci, si fa con politiche concrete che riguardano una maggiore presenza nei quartieri, che riguardano delle politiche sociali che possono prevenire il disagio, che riguarda la rigenerazione urbana, quindi con più illuminazione, più presidi sociali e culturali, che riguardano naturalmente anche il controllo del territorio, con una più efficace presenza delle forze dell'ordine e della polizia locale. Incassato nelle scorse ore il sostegno di Massimo Cacciari, mai scontato quando parliamo dell'autorevole filosofo, opinionista ed ex sindaco di Venezia per 12 anni, Martella punta a scardinare quella che definisce continuità senza cambiamenti tra Venturini, il candidato del centrodestra, e l'attuale primo cittadino Luigi Brugnaro. Io penso che Venturini non sia altro che il prosecutore di questi anni di Brugnaro, sia il suo delfino, il suo uomo di fiducia. Non do un giudizio personale, do un giudizio politico molto netto, così non si può continuare. Questo è quello che mi viene detto in tutti i quartieri e i sestieri. Andrea abbia la forza di cambiare. E Venturini risponde a distanza a Martella con la Lega che presenta i 36 candidati, capolista Andrea Tomaello che apre alla possibilità di lasciare la regione in caso di vittoria. Foto di gruppo per i 36 candidati in lista per Lega Salvini, in appoggio al candidato sindaco di Venezia per il centrodestra Simone Venturini. La sua risposta a distanza al candidato del centro-sinistra Andrea Martella. Ricordiamo che il candidato sindaco, il mio avversario, ha votato no all'autonomia, è contrario all'autonomia, ha fatto campagna contro l'autonomia del Veneto e questa è una responsabilità secondo me grave di cui deve rendere conto anche i veneziani che sono il capoluogo del Veneto. E poi una coalizione, la mia, molto vasta, che va dal centro, un centro solido con la mia lista civica, con i partiti di centro, fino a tutto il centrodestra che è poi maggioranza anche al governo e in regione. Questo è un punto importante perché il prossimo sindaco dovrà sicuramente lavorare molto con la regione
collaborazione col governo per garantire a Venezia tutta una serie di cose che devono essere garantite, a iniziare dalle risorse necessarie per far funzionare la legge speciale, le manutenzioni, il MOSE, il porto, tutti i temi che devono essere risolti in armonia con la regione e con il governo nazionale. E chi potrà farlo se non un sindaco che proviene da quel tipo di coalizione e che può dialogare meglio anche per un fattore generazionale col presidente Stefani o con altri ministri. Capolista per la Lega l'attuale consigliere regionale e presidente della Commissione Bilancio Andrea Tomaello, 36 anni, già vice sindaco di Venezia, nonché attuale commissario regionale della Lega. Quindi cerco di portare un po' di aiuto alla lista e a Simone Venturini anche per raccontare quello che è stato fatto in questi 5 anni. Questo era stato deciso già qualche settimana fa, poi nel mentre è arrivata anche la nomina a commissario del Veneto, una sfida entusiasmante. Tomaello che non esclude la possibilità di lasciare il posto in regione per quello come assessore in caso di vittoria di Venturini. Io penso che bisogna dire mai, nel senso che il ruolo di assessore è stato molto impegnativo, perché oltre all'assessore ero vice sindaco e con 5 deleghe, anche alcune importanti al porto, che ha vissuto periodi non semplici in questi anni, ma anche altre deleghe. Mi piaceva molto però perché era molto operativo sul territorio, adesso ho un ruolo altrettanto di responsabilità in regione, totalmente diverso, mai dire mai, intanto facciamo questa partita, vediamo come va. Continuiamo con la politica. Essere riformisti significa volere le riforme nei fatti e non solo a parole. È questo un tema che scuote la sinistra ormai dal secolo scorso. A 20 anni dalla scomparsa di Gianni Pellicani, deputato veneziano della sinistra dal 1972 al 1994, la fondazione che porta il suo nome, riordinando gli archivi, lancia il tema del riformismo, cioè del cambiamento sociale che passa attraverso processi graduali e democratici, un tema che ha tenuto banco nella sinistra per tutto il Novecento. È possibile un vero riformismo, è possibile fare le riforme, quelle che l'Italia ritiene indispensabile da tanti anni, da decenni, sul piano amministrativo, tecnico-amministrativo, burocratico, politica fiscale, politiche sociali. È ancora possibile, ancora senso essere riformisti, cioè volere seriamente e radicalmente queste riforme? È una parola ormai di cui si è abusato, una parola svuotata di significato, e quindi tutti a parole sono riformisti, ma nessuno fa le riforme. In un Parlamento anche che è stato svilito. Riformismo è innovazione, ma anche sopravvivenza. La sinistra deve sforzarsi di essere riformista, ci sono avversari molto attrezzati. Ne va della sua stessa esistenza, al di là del consenso elettorale, anche perché dall'altra parte ci sono degli avversari attrezzati. Dietro c'è, ripeto, anche un'idea di società, un'idea di economia, soprattutto un'idea di politica e di potere, e noi dobbiamo, la sinistra, soprattutto a livello europeo, deve essere in grado di attrezzare a sua volta un pensiero che sia nella condizione di contrapporsi. Dunque il riformismo è possibile, veramente realizzabile nei fatti e non solo a parole? Difficile, molto difficile, per ragioni storiche generali, per la situazione in cui versa la politica europea. I margini di una efficace politica riformista sono ridottissimi. Si conclude con un ultimo intervento di soccorso nei confronti di 71 persone al largo di Lampedusa, la missione numero 24 della barca a vela Safira di Mediterranea Saving Humans. Ancora un importante salvataggio di Mediterranean Saving Humans con i suoi volontari. Proprio mentre stava terminando la missione nel Mediterraneo centrale, la barca a vela Safira è stata impegnata in un'operazione di emergenza a est di Lampedusa, a poche centinaia di metri da Colle Levante. Un intervento non previsto ma molto importante. L'equipaggio, tra cui a bordo anche il medico veneziano e il cardiologo Mimmo Risica, ha individuato un'imbarcazione in vetrolesica sovraccarica di persone in grave difficoltà, con il rischio di schiantarsi contro la costa. Così il racconto del medico veneziano nel suo profilo Facebook. Terminata a Lampedusa la missione di un mese con Safira, la barca a vela messa a disposizione di Mediterranea Saving Humans da Agata e Leonardo. Siamo ripartiti dopo aver sbarcato buona parte dell'equipaggio per portare la barca a Trapani per manutenzione.
ma appena lasciato il porto, poco al largo del Capo Levante di Lampedusa, abbiamo incrociato una imbarcazione di migranti, arrivato autonomamente nei pressi dell'isola. Hanno subito risposto al nostro saluto ed hanno esultato al grido di Bozza, che sancisce il successo del viaggio iniziato con tanto coraggio. A bordo c'erano 71 persone, tutti salve, in gran parte provenienti da Eritrea, Etiopica e Africa subsahariana, tra cui numerosi minori. I soccorritori hanno distribuito subito giubbotti di salvataggio e messo in sicurezza tutti i migranti prima dell'intervento della Guardia Costiera italiana, supportata da unità svedesi e rumene. Tutti sono stati trasferiti e sbarcati al molo sicuro di Favroro. Le condizioni dei naufraghi sono buone dopo la traversata. Abbiamo subito avvisato la Guardia Costiera, che ha provveduto al soccorso e organizzato il trasferimento al porto per evitare un approdo spontaneo all'isola rocciosa che può spesso trasformarsi in un naufragio. Ora tutti i 71 migranti sono sbarcati al porto sani e salvi e noi ripartiamo per la nostra meta con il cuore un po' più leggero dopo i drammi testimoniati durante la scorsa settimana. Ci aveva fatto sognare, riportando con la mente a mari lontani e acque tropicali, il pesce luna, comparso nei giorni scorsi in laguna, oggi è stato ritrovato morto nel canale Fasiola, Venezia. Un esemplare di grandi dimensioni, rimasto a pelo d'acqua, è diventato un ostacolo per la navigazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che lo hanno agganciato e trascinato fino alla sede Veritas per il recupero. Un epilogo amaro per una presenza rara e affascinante, simbolo di un mare che cambia e che per un attimo aveva fatto viaggiare lontano anche la laguna veneziana. La CGIL di Venezia protesta contro la situazione dell'ufficio postale di Bibbione, chiuso temporaneamente per lavori nel febbraio del 2025, trasferito in un container e tuttora in questa sede inadeguata. C'è il rischio concreto di creare pesanti disagi per la stagione turistica, lo spazio è insufficiente, afferma la CGIL, si creano lunghe code di clienti costretti ad attendere il loro turno all'aperto e i portalettere sono stati trasferiti a Porto Gruaro. Ciro Casonato della CGIL di Venezia chiede un intervento immediato di Poste Italiane. Una notizia di calcio con il Venezia in 10 che pareggia fuori casa con l'Entella per 1-1. I lagunari partono bene, ma un cartellino rosso a Schintien cambia gli equilibri. Resta il primo posto in classifica solitario, prossimo impegno a Bari. E nel cuore di Mestre un'icona veneziana in miniatura attende di rinascere. Lo vedete già, è il campanile di San Marco che si trova in Viale Garibaldi. All'esterno il campanile di San Marco veglia discreto, sebbene a causa del tempo e delle intemperie sia costantemente a rischio. Già che è delicato, essendo in cartone, perché questo qui è fatto tutto con il cartone di scatoloni da buttare via, c'è solo un telaio in legno. L'ha fatto un mio parente, un mio zio, tanti anni fa, ne ha fatti 3 così e questo è uno di quelli. Nel cuore pulsante di Mestre, lungo Viale Garibaldi, esiste un luogo che sembra sospeso tra terra e acqua. In questa piccola caffetteria che custodisce l'anima più autentica di Venezia, qui rivive la bellezza della laguna grazie a Stefano, il proprietario veneziano di nascita. La sua cura e amore per la città e per i suoi simboli, quale è il Paron de Casa, il padrone di casa, con il campanile di San Marco chiamato così dai veneziani, diventa tutela e un appello. Chiunque sia disposto a venire qui, non portarlo via, ma qui restaurarlo, creargli il colore, attaccare meglio i pezzi, rifare la punta, sarei felice. E così, tra il profumo del caffè e il rumore delle tazzine, si compie un piccolo miracolo. Venezia continua a esistere, anche qui, in un angolo discreto di Mestre. All'interno del locale, appena si entra, lo sguardo viene catturato dalle linee eleganti del Palazzo dei Tre Oci, la spirale di Scala Contarini del Bovalo, Palazzo Ducale e i simboli di una Venezia che si svela a chi sa osservare. Le pareti raccontano in bianco e nero le immagini di Hemingway a Torcello, frammenti di un tempo in cui la laguna era rifugio e ispirazione. Da qui il senso dell'invito di Stefano affinché simboli tanto potenti quali il campanile di San Marco possano essere recuperati e restituiti a piena dignità. Intanto ricreare lo stesso colore,
che è il colore originale, questo in scala ovviamente. E poi, come dicevamo prima, la parte in alto, perché l'angelo si è staccato, ho dovuto attaccarlo io così come veniva. In questo angolo raccolto Semestre diventa ponte, Venezia si fa presenza viva, delicata, perché Mestre non è il confine di Venezia, ma il suo respiro più vicino, racconta questo mestrino, cliente della caffetteria. È un omaggio a una città che è la nostra città, è una città oltre che bella, è una città unica nel mondo, per cui ritengo sia necessario omaggiarla ed è un peccato a chi magari la trascura. Con queste immagini chiudiamo la nostra edizione del telegiornale, ora la sigla, a seguire le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.